two, 1, 2, 3, 4. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Ah, questa è l'area picnic, che bella, di San Francesco. Pausa caffè. Vedi, guarda una cosa. Avere sta esagerazione di pannelli d'estate non serve a niente a meno che tu non abbia un climatizzatore o tipo una lavastoviglie, una lavatrice o un martello pneumatico, robe particolari sempre sotto inverter, perché io, ti giuro, d'estate ho sempre il computer acceso tra virgolette quasi H24, ovviamente tranne quando mi sposto e vado via, sotto inverter col monitor da 28, perché tanto le entrate sono decisamente superiori ai consumi. E tu mi dirai, ma perché allora hai messo tutti quei pannelli? Perché mi ritornano utili nei periodi di nuvolo, in quanto, sì è vero, quando c'è nuvolo non carichi quasi niente, però tra caricare, metti 1 ampere e caricare 4 o 5 ampere, capirai che comunque è una bella differenza. Caro diario, mi ritrovai con degli amici in queste montagne, no? Che sono la Val d'Arzino, no? Questo perché quel giorno volevamo organizzare il ponte del 2 giugno, che è la festa della Repubblica, perché mi sono informato, non me ne stava un cazzo, però mi sono informato. Oh, vedi quanti miei amici mi credono praticamente prima telecamere spente mi fanno, ma a parte la recensione, ma di sta bici cosa ne pensi? Che veramente per me è una figata, Dio caro. È anche facile capirlo, insomma, quando c'è qualcosa che non mi va, insomma lo dico. Per carità, avrebbe due difetti, no? Tanto guardati i tedeschi che fanno la van life là. Avrebbe due difetti se la utilizziamo come bici da montagna, ma bici da montagna assolutamente non lo è e quindi è la perfezione. Tu ora sei curioso? Mi dici, Singano che difetti ha? Allora, il freno anteriore, un po' spugnoso, però parliamo cazzo di discese ai 40-50 all'ora, quindi ovviamente non è certo l'utilizzo che dovresti fare con la bici. E l'autonomia in salita, ma stesso discorso, non è l'utilizzo che dovresti fare con quella bici, perché se la usi in pianura sono 50-60 km di autonomia e non è per niente poco. Nel frattempo recensiamo anche il corridoio, no? Per i gatti di Ezio, vedi? Lui praticamente attacca un filo, no? Da un camper all'altro e in quel filo gli attacca il guinzaglio del gatto, così il gatto può essere anche un cane, per carità, vabbè, io ho detto il gatto, ma può essere anche il gatto. Il cane, comunque vabbè, l'animale può fare più metri, no? Se è un animale che scappa e non è abituato può stare tranquillamente legato, non impigliarsi, questa è una cosa importante, e avere comunque il suo raggio di 15 metri. Tu sarei curioso di vedere cosa stanno facendo i crocchi da mangiare, non so se la devo fare wurstel e krauti, che robe là, vedi tu? E te guarda anche. Saluta, sei su Singano Camera. Aspettative, quando dici dopo tanti mesi dai che dedichiamo una giornata, no, anche proprio per provare questa esperienza, a grattarci le palle tutto il giorno. Realtà, un'altra camminata. No, attento Miller, non fidarti. No, la storia insegna, no. Ti fa mangiare tutto, lascia stare. No. Ecco, dopo dice che schifo, pensavo, credevo. Più espresso matte gli ho dato. E uno si fida anche. Amici di merda.
teenager moderni con telefono. Va bene, se poi posso. Un più teenager da che altro. L'iPhone porti. Curati, gentile pubblico, che si sono aggiunti dei mezzi un po' particolari, un po' dappertutto. Mettiamo per Marco. Vediamo se esce. Occhio che parte. Occhio, occhio, occhio. Eccolo! L'avevo detto io! Appunti interni. Appunti per me. Se un giorno trovo un lombardo e che ti offre un liquore all'arancia, di che no! 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 No, lo prendi l'arancino. No! Parapà! Parapà! No, in una colonna sonora! Mentre il Miller butta la pasta. No, ormai è tutto rovinato. Adesso la pasta verrà malissimo. Adesso la pasta perché. Bravo, bravo, faccio io, lo giro attorno. Bravo. Nei commenti, se volete insultare il discorso che uno ha spezzato la pasta, io ne sono esente, c'ho sta fortuna e non me ne frega Perché i niente. chef dicono guai a spezzare lo A me non cambia niente, ci ha spezzato intera, scusate. mi dice così. Stessa roba, si vende a cagare tutti, dai. Fermi. Questa è la vera musica da vecchi. Tony Corallo è sempre Tony Corallo. Appena arrivato dall'ospedale. Questa è la vera musica da vecchi. La musica da vecchi non è tanto il fatto che musica anni 80 90, ma il volume basso. Stiamo tenendo il volume basso, una cosa tipica dei vecchi, tenere il volume basso, sbassa che a radio che altri li devo dormire, tu capito? Poi attento, no, queste non sono battute leggere, queste sono introspezioni anche molto importanti, perché se oggi siamo vecchi noi, domani sarai vecchio tu. Quindi, per farti dire, quando sarai vecchio, vedi, ricorderai la tua infanzia, perché è una cosa tipica degli anziani. Dire io sono andato al concerto di Pearl Jam, Jeff Beck, sì, Pearl Jam, e come ospite che suona insieme a Jeff Beck, Johnny Depp. Guarda quanto orgoglio del proprio passato, capisci? A luglio non so, non Non è ho che visto sono così, vedi? No, Jeff Beck è un Cioè chitarrista. enfatizzano il passato, questo è essere vecchi, strascinarsi il passato e enfatizzarlo e dargli ai teenager degli sfigati della serie. Ah, noi sì quando eravamo giovani. Ma soprattutto, tra quanti minuti ho questa cena? Appunto interno, per me, per il futuro. Se ti dovessero dire dai che facciamo un'altra pasta asciutta verso le 3:30, cioè tra il pranzo e la cena, digli di sì perché ci sta, cioè va bene, questa va bene. Mentre il liquore all'arancio, quello no, quello ricordati che non va bene perché dopo ti ubriachi. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare il comune di Vito D'Asio che ci ha offerto questa bellissima area picnic / campeggio, cosa molto importante perché quando dici campeggio è un po' un ritorno alle origini, è un po' un ritorno alla libertà, ok? Dove non ti viene vietato di fare le cose più basilari, ossia respirare e mettere giù un cazzo di tovaglia, ok, per mangiare con la famiglia o gli amici. Quindi veramente grazie per questo grandissimo gesto di umanità e dopo che per carità di gentilezza, di organizzazione e anche di amore per il proprio territorio. E mi collego a questo per dire, no, tanti dicono ok, bellissima San Francesco eccetera, però insomma ci sentiamo in qualche modo di dover sdebitarci, no? E uno dice di solito i camperisti vanno in un posto, sono felici e gratis, vanno a comprare delle attività locali. Dici ok, qua a parte il ristorantino non c'è niente. Sì, attenzione ragazzi, qua sì è vero siamo a San Francesco, però il comune è Vito D'Asio, ok? Quindi chi è che fa tutte ste robe? Il comune. Quindi magari venendo puoi fermarti a fare la spesa a Vito D'Asio ad esempio. Oh, perché non sto scherzando. Ho tanta voglia di stare senza fare niente, no? A volte sembra che sei rilassato, cioè che sono rilassato quando mi metto a lavorare da solo, eccetera. In realtà però sono sempre comunque concentrato a fare qualcosa. Tipo adesso che sto parlando, registrando il video, esatto, sì. E fare il riposino al pomeriggio, stare proprio senza fare niente, vedi, con la pancia per aria, i piedi così. Con la pioggerellina. È tanta roba quando serve. Cioè è il nulla, è uno spreco di vita, ma quando serve, vedi come si parla sempre l'equilibrio, no? Quando serve è un toccasana veramente.
Ah, che bello caffè, pure Singano te lo sa fa, o ti obei o te vai a cagare. La serata pizza è una serenata molto culinaria, aria e guarda chi c'è. Aria e poco culi. C'è Francesco che prepara la pizza, tra la la. Emi, guarda chi c'è, Emi, guarda la tua amica Ray che gioca, guarda con la tena, ma Il problema è fai il giro tondo. a parte dopo prenderla. Guarda Emi, la Ray, hai visto? Guarda il bau, Emi, è il bau, guarda. Non lo so, dico spesso, avresti mai immaginato una vita così? So che sembrano cose semplici, vedi, per carità non è che ci vuole il camper, per carità con 2 o 3 mesi di lavoro te ne compri uno, però voglio dire a volte anche vedi quando si parlava del fatto di prendere e provare a pompare un po' sta vita, una tenda 30-40 euro da Decathlon, ti fai il giro in bicicletta, in macchina o in moto, quel che vuoi, come facevo io una volta, e ti piani la tua cazzo di tenda con 2 lucette, con gli amici, ti fai la baraccata, vedi, tutto parte da te. Io purtroppo nella mia vita ho dovuto fare tante cose da solo perché ho avuto tante compagnie, però sai, ragazzi andiamo in Francia, e sono andato da solo in Francia quando avevo 16 anni, ragazzi andiamo qua, ragazzi noleggiamo il camper, ragazzi qua, alla fine ho sempre dovuto fare tutto da solo perché la gente era sempre a bar, pizzerie, locali, pub, bar, discoteche, hai capito? E quindi io ho dovuto nella mia vita far tutto da solo. Poi ripeto, se hai la fortuna che hai degli amici con cui condividere queste cose, guarda, questo è il risultato. E ti dico che è una cosa, per quanto semplice, molto molto particolare, perché trovarsi qua di notte in mezzo alle montagne è strano, piacevolmente strano.